Allora, Marungiu Gianvito Piero Andrea è candidato nelle liste del Partito Socialista Europeo. Perché? Sì, perché credo in questo partito, perché voglio che questo partito non sparisca come hanno cercato di fare Veltroni e compagnia bella. Il problema nostro è che questo partito deve rimanere, la nostra lotta è questa qui, non cercare soltanto di uscire, ma bensì di confermarci come partito per avere queste percentuali. Che cosa vi differenzia per esempio dal Partito Democratico? Soprattutto l'indipendenza, che non abbiamo padroni, ma che siamo liberi di scegliere di andare come e dove ci pare, con a capo il nostro presidente Peppino Balini. Che cosa promette o che cosa pensa di fare per i suoi prossimi elettori? Le promesse lasciano tempo che trovano, perché uno deve essere anche in grado di promettere quando ha ottenuto qualcosa. Uno non può promettere senza andare Che cosa si uno può prefigge? garantire in caso di successo. Si prefigge innanzitutto, io vengo dal settore forestale, quindi dovrò battermi senz'altro per gli operai forestali, che siano molto discriminati per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, e i giorni di malattia. Mi batterò per questo, soprattutto poi darò una mano per quanto riguarda il settore dell'istruzione, dove si stanno perdendo moltissimi posti di lavoro, con questa cosa del maestro unico. Il Partito Socialista, voglio ricordare a tutti, che è un partito dove si basa soprattutto sulla scuola, sull'informazione e sulla cultura.